Presidente della Repubblica Sergio Mattarella interviene al meeting di Rimini, basta odio in politica e muri sui migranti. Intanto a Lampedusa record di sbarchi, 1589 presenti oggi all'hotspot, 740 di loro saranno trasferiti stasera alla tensostruttura di Porto Empedocle in attesa di essere destinati ad altri lidi su disposizione della prefettura di Agrigento. Ha stupito parecchio il video del segretario nazionale della DC Salvatore Cuffaro che durante una festa a Palermo intona la canzone Bella Ciao con il pugno chiuso. Intervista al deputato nazionale Lillo Pisano su tematiche della politica locale e nazionale. Vertice il prossimo 8 settembre a Palermo. Il presidente della regione Schifani incontrerà i vertici delle ASP e delle aziende ospedaliere siciliane per fare il punto sull'offerta sanitaria regionale. Al via domani presso la chiesa di San Lorenzo il master di scrittura della strada degli scrittori. Per festeggiare i 10 anni di attività durerà 7 giorni. Presentata ieri la nuova squadra che dovrà affrontare il campionato di Serie D allo Stadio Seneto. Domani l'esordio per i preliminari di Coppa Italia contro la Nuova Igea. Benvenuti con l'appuntamento odierno del nostro telegiornale. Il Presidente della Repubblica Italiana Sergio Mattarella è tornato sulla scena politica dopo la pausa estiva, affrontando le crescenti tensioni sociali in Italia. Nel suo discorso al meeting di Comunione e Liberazione a Rimini, basta odio in politica e muri sui migranti, il servizio. Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella interviene al meeting di Rimini, basta odio in politica e muri sui migranti. Il Presidente ha affrontato il tema dell'odio e della necessità di superarlo per costruire relazioni umane sane, ha sottolineato l'importanza di respingere l'odio nelle relazioni personali e di sanzionare severamente i comportamenti discriminatori. Ha inoltre richiamato l'amicizia come valore fondamentale, riconoscendo la sua rilevanza nel regolare la società in modo virtuoso. Nel suo intervento il Presidente Mattarella ha ricordato anche gli orrori del fascismo, l'importanza di non dimenticare il passato, evidenziando come la mancanza di solidarietà e disponibilità reciproca abbia contribuito alla dittatura fascista e ha reso omaggio a Don Minzoni, ucciso proprio dai fascisti nel 1923. Mattarella ha esortato l'unità alla coesione sociale, respingendo contrapposizioni ideologiche e nazionalismi anacronistici. I fenomeni migratori vanno affrontati per quel che sono, movimenti globali che non vengono cancellati da muri o barriere. Nello studio dell'appartamento Nello studio dell'appartamento in cui vivo, al Quirinale, ho appeso un disegno che raffigura un ragazzino di 14 anni, annegato con centinaia di altre persone nel Mediterraneo. Recuperato il suo corpo, si è visto che nella fodera della giacca aveva cucita la sua pagella, come fosse il suo passaporto, la dimostrazione che voleva venire in Europa per studiare. Questo disegno mi rammenta che dietro numeri e percentuali delle migrazioni, che spesso elenchiamo, vi sono innumerevoli singole persone, con la storia di ciascuno, i loro progetti, i loro sogni, il loro futuro tante volte cancellato. Certo, occorre un impegno finalmente concreto e costante e proprio dell'Unione Europea. Occorre sostegno ai paesi di origine dei flussi migratori. È necessario rendersi conto che soltanto ingressi regolari, sostenibili, ma in numero adeguatamente ampio, sono lo strumento per stroncare il crudele traffico di esseri umani. La prospettiva e la speranza di venire senza costi e sofferenze disumane indurrebbe ad attendere turni di autorizzazione legale. Inoltre, ne verrebbe assicurato inserimento lavorativo ordinato
rimuovendo la presenza incontrollabile di chi vaga senza casa. E intanto a Lampedusa il record di sbarchi, dopo quello di 357 migranti che erano a bordo di altri 10 barchini soccorsi dalla Capitaneria di Porto e dalla Guardia di Finanza al largo di Lampedusa, sull'isola a partire dalle mezzanotte ci sono stati 45 approdi per complessivi 1589 persone. All'hotspot ci sono 2882 persone. Sulle ultime 10 barche partite da Sfax, Cebba in Tunisia, da Zuara in Libia c'erano da 18 a 71 tra tunisini, ivoriani, burkinè e egiziani. La polizia in questi minuti sta trasferendo 101 migranti. Intanto stasera, con l'arrivo della nave da Lampedusa, circa 740 migranti saranno temporaneamente ospiti presso la tensostruttura a Porto Empedocle. E sul tema dei migranti, il prossimo 7 settembre si svolgerà a Lampedusa il meeting I diritti in cammino, storie di straordinaria umanità. L'evento è frutto della collaborazione tra la Polizia di Stato e l'Osservatorio per la sicurezza contro gli atti discriminatori. Ha subito tutti il video di Totò Cuffaro, segretario della Nuova DC, diventato virale sui social mentre intona la canzone Bella Ciao. Dalla direzione spiegano che si è trattato di un gesto contro la guerra in Ucraina. La replica di Cuffaro, le critiche, viviamo a ottobre, dopo 30 anni, torna la festa dell'amicizia della DC. La maglietta rossa mi è stata regalata nel 1985 da un padre della resistenza russa, Gorbaciov, il servizio. Ha subito un po' tutti il video di Totò Cuffaro, segretario della Nuova DC, diventato virale sui social mentre intona la canzone Bella Ciao. Dalla direzione spiegano che si è trattato di un gesto contro la guerra dell'Ucraina. Cuffaro indossava una maglietta rossa con tanto di simbolo della faccia a martello con la scritta CCCP e il pugno chiuso, intonando proprio la canzone simbolo della resistenza partigiana, la famosa Bella Ciao. Tutto ciò è successo a Palermo all'interno di una festa della DC in un lido della Daura. Una cosa ovviamente inusuale, quello fatto dal leader della DC, presente all'intonazione della famosa canzone tanti componenti del partito e l'europarlamentare Di Donato. Intanto dalla segreteria regionale della DC arriva una nota dello stesso Cuffaro che afferma come le critiche, viviamo a ottobre, dopo 30 anni, torna la festa dell'amicizia della DC. Alcuni si preoccupano, altri si indignano perché è tornato libero dopo aver scontato per intero la mia condanna e avere sempre avuto il rispetto e fiducia per le istituzioni della giustizia e torni a coltivare la mia passione per la politica. Qualcuno magari con la puzza sotto il naso storce il muso perché nel citare 100 volte I Have a Dream di Martin Luther King mi capita una volta di fare una gaffe, altri accennano timidi nello scandalizzarsi perché nel protestare contro la guerra in Ucraina indosso una t-shirt rossa con la falce e martello regalatami nel 1985 all'inizio della sua perestroica da Gorbaciov, padre della svolta comunista russa, e canto Bella Ciao, canzone simbolo della resistenza di ogni colore e della difesa della libertà. Altri ancora, conclude Cuffaro, per i più disparati motivi si ergeranno ascensori per tutto o per niente. Così è la vita, viviamo la ricompensa che essa ci dà vivere. Il compagno Cuffaro! Andiamo! Sono svegliato. Compagno! Bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Stamattina mi sono alzato e ho trovato l'invaso. Oh partigiano, portami via. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Partigiano, portami via, che mi sento di morire. E se io muoio da partigiano, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. E se muoio da partigiano, tu mi devi seppellire. Ah, non ci credo che non la conoscete. Impossibile, La dovete cantare conosciamo! tutti, dai. Tutti dovete cantare. Ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Seppellire lassù in montagna, sotto l'ombra di un bel fiore. Le mani! Tutte le genti che passeranno. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. E le genti che passeranno
tutti diranno che bel fiore, e questo è il fiore del partigiano. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 questo è il fiore del partigiano. Per un fattore di sicurezza nazionale non facciamo uscire i video, ovviamente. Noi siamo in diretta! Eliminiamo i video. Siamo in diretta! Eccoci, siamo in diretta su Radio Time RTL 102.5 Radio Italia. Un applauso al partigiano Cuffaro! E in tema di politica agrigentina abbiamo sentito l'onorevole Lillo Pisano sulla situazione ad Agrigento dopo le recenti nomine dell'università, che ha visto la nomina di un nuovo componente del Consiglio di amministrazione, sullo statuto della nuova Fondazione per Agrigento Capitale della Cultura e relativamente alla prossima ripresa dell'attività parlamentare dopo la pausa delle ferie estive. Vediamo l'intervista all'onorevole Pisano. Con Agrigento Capitale della Cultura c'è qualche problema con l'amministrazione comunale, abbiamo visto anche quello che è successo per il consorzio universitario. No, non so se onestamente ci sono problemi, ma la verità è che bisogna regolarizzare la situazione oggi per quanto riguarda Agrigento Capitale della Cultura, a sedersi tutto attorno a un tavolo, cercare di eliminare le criticità se ci sono criticità e cominciare a programmare. Oggi abbiamo portato un titolo importante che è Agrigento Capitale della Cultura e siamo davanti a un bivio: decidere se farlo fallire o decidere di rendere Agrigento grande nella sua dimensione culturale ed economica. Io dalla mia parte politica, da quello che ho fatto, diciamo, il mio modesto contributo per portare anche il titolo ad Agrigento, penso che sia la seconda, cioè quella di rendere grande Agrigento. Oggi è un'opportunità storica, da quando c'è la Repubblica Agrigento non ha mai avuto un premio, un riconoscimento così importante, quindi ci dobbiamo unire tutti e dobbiamo lavorare per il bene della città. Hai avuto l'impressione che c'è stato uno strappo all'interno delle nomine del CUPA? No, lo strappo è, almeno da parte mia, da parte anche del sindaco, il quale in questi giorni lo incontrerò, non penso che cia stato uno strappo, ci sono delle posizioni politiche, bisogna naturalmente mettersi d'accordo. Noi naturalmente cercheremo di fare la nostra parte, vediamo quello che è successo, vediamo naturalmente cosa c'è da fare, quindi su questa domanda non voglio entrare in merito. Si supererà questo scoglio, insomma, c'è lo statuto, qualche problema da parte, insomma, in generale? No, sullo statuto sarà il Consiglio Comunale, penso, a decidere quale sia il migliore statuto o naturalmente quali siano le migliori norme attuabili all'interno dello statuto, i vari articoli, ma quello è un fattore tecnico che deve fare il Consiglio Comunale insieme ad altri soci come le CUA e il Comune di Lampedusa. Questo non compete a me compete la parte politica, la parte, diciamo, strutturale e tecnica dipende da altre situazioni. Naturalmente bisogna fare uno statuto che permetta materialmente di avere più agibilità possibile, cioè, e che non sia uno statuto ingessato che poi non possa naturalmente lavorare. Si riprenderà dopo la pausa estiva il suo lavoro al Parlamento, con quali priorità? Naturalmente ci siamo lasciati dietro una programmazione, come tutti sappiamo. Io sto portando avanti l'infrastruttura più importante della nostra provincia, che è l'aeroporto, poi naturalmente penseremo anche allo stadio, penseremo anche a fare altre iniziative infrastrutturali, perché questa città ha bisogno di infrastrutture, la crescita avviene solo con le infrastrutture e quindi diciamo che da parte mia e per quello che posso dare come contributo a questa città sono a disposizione. In tema di sanità, i manager di ASP e degli ospedali siciliani saranno convocati l'8 settembre a Palazzo d'Orleans sul piano di abbattimento delle liste d'attesa, il servizio. I commissari straordinari e i direttori sanitari delle ASP siciliane e delle aziende ospedaliere sono stati convocati il prossimo 8 settembre a Palazzo d'Orleans a Palermo, sede della Presidenza della Regione siciliana, per relazionare sull'attività di riprogrammazione dell'offerta sanitaria.
Si tratta del primo passo per attuare il piano operativo per l'abbattimento delle liste di attesa negli ospedali siciliani, approvato dalla Giunta lo scorso 27 luglio. I manager della sanità dovranno comunicare i risultati finora conseguiti al Presidente della Regione Schifani, all'assessore alla salute Giovanna Volo, alla presenza dei dirigenti generali, dottor Salvatore Iacolino e Salvatore Requirez, che hanno firmato la lettera di convocazione. Ho voluto questo primo momento di verifica, afferma il Presidente Schifani, per serrare i tempi di attuazione dei vari passaggi del piano e avere la certezza di rispettare il cronoprogramma stabilito e di centrare l'obiettivo di abbattere le liste di attesa. Questa è una delle condizioni, continua il Presidente Schifani, per garantire ai siciliani il diritto a ottenere servizi sanitari di qualità e in tempi accettabili. È a Licata attentato intimidatorio incontrato a Mollarella. Una bottiglietta contenente benzina con un accendino avvolto sul tappo è stata ritrovata sul cancello d'ingresso di una costruzione di proprietà di un noto imprenditore licatese di 56 anni. È stato lo stesso imprenditore a chiamare i poliziotti del commissariato di Licata. L'uomo è stato subito ascoltato dagli investigatori. Al riguardo non filtrano indiscrezioni. La Procura della Repubblica di Agrigento, subito notiziata dell'accaduto, ha aperto un fascicolo d'inchiesta. Gli agenti al momento non tralasciano alcuna pista investigativa e stanno conducendo le indagini a 360 gradi. Avvia il master di scrittura sulla strada degli scrittori, realizzato con la Treccani Cultura e la Treccani Accademia, in programma da domani 27 agosto al 3 settembre al Polo Culturale San Lorenzo di Agrigento. L'associazione, presieduta da Felice Cavallaro, festeggerà i 10 anni di attività, dando vita a un festival di 7 giorni ospitato nella Chiesa del Purgatorio grazie alla collaborazione dell'Arcidiocesi, il servizio. Al via il master di scrittura della strada degli scrittori, realizzato con la Treccani Cultura e l'Accademia, in programma dal 27 agosto al 3 settembre al Polo Culturale San Lorenzo di Agrigento. L'associazione, presieduta dal giornalista Felice Cavallaro, per festeggiare i 10 anni di attività, darà infatti vita a un festival di 7 giorni ospitato nella Chiesa del Purgatorio, grazie alla collaborazione con l'Arcidiocesi. Ospiti ogni sera a partire dalle ore 21 saranno personalità del mondo della musica, del teatro, del cinema e della letteratura. Il primo appuntamento sarà proprio domani, domenica 27 agosto, con l'attore Salvo Piparo, cantastorie palermitano, maestro del Cunto, che porta in scena il suo repertorio di storie e racconti alla riscoperta della Sicilia e del siciliano. Lunedì 28 agosto sarà la volta di Mario Incudine, cantante e attore teatrale, esponente della musica popolare siciliana. Il 29 agosto arriva uno dei grandi nomi della musica italiana, Peppe Servillo, fondatore storico degli Avion Travel. La serata del 30 agosto sarà dedicata a musica e cinema con Ester Pantano, la famosa attrice che interpreta Suleima nella serie televisiva Macari, che dialogherà con Gaetano Savatteri, autore dei Gialli, di cui è tratta proprio la serie Rai. Il 31 agosto l'omaggio a Rosa Balistreri con Claudia Iacono, in arte Ibla, cantautrice di Porto Empedocle, protagonista nel 2020 ad Amici di Maria De Filippi. Venerdì 1 settembre la serata con Beatrice Quinta, la cantante apprezzata nel talent X Factor 22, quindi sabato 2 settembre Toni Federica Caiozzo, cantautrice e attrice palermitana. L'esibizione sarà preceduta da una degustazione con Nando Papa, sommelier del Verdura Resort. La chiusura sarà il prossimo 3 settembre con una serata dedicata proprio allo scrittore empedoclino Andrea Camilleri. Felice Cavallaro, direttore della Strada degli Scrittori, e Salvatore Picone converseranno con il regista Rocco Mortelliti e con le nipoti di Camilleri, Alessandra Mortelliti, attrice e regista, e Arianna Mortelliti, scrittrice. Previsto anche il contributo dell'attore empedoclino Giugiù Gramaglia. È presentata ieri una nuova squadra dell'Unione Sportiva Akragas che dovrà affrontare il campionato di Serie D. Presenti i dirigenti Deni e Callari, il presidente Adragna, lo staff intero, l'allenatore Coppa e il direttore generale Strano, i calciatori, tra cui il neoacquisto Marimoto, il sindaco della città Miccichè, l'ingegnere Lopresti, in rappresentanza della LND, l'onorevole Pisano, oltre che una folta rappresentanza della curva e un centinaio di tifosi.
Clima di grande festa allo stadio Esseneto di Agrigento, dove alle 18:30 è stato presentato l'intero team dirigenziale, tecnico e sanitario e chiaramente la nuova rosa dei calciatori. Tutto questo dinanzi ad una folta platea di tifosi assiepata in tribuna. A presentare l'evento l'esperto addetto stampa della società, Davide Sardo, che ha chiamato singolarmente tutti i prossimi protagonisti della stagione agonistica, il cui inizio avverrà proprio domenica prossima in occasione del preliminare di Coppa Italia con la Nuova Egea. Una presentazione all'americana deliziata anche dalla presenza del noto chitarrista Tom Sinatra, che ha voluto dedicare qualche brano del suo vastissimo repertorio all'Akragas e a tutti i supporters presenti. Entusiasmo alle stelle quando inizialmente a scendere in campo è stato il patrono Giuseppe Deni, protagonista assoluto della promozione del gigante in Serie D dopo qualche anno di purgatorio. Poi è stata la volta dello staff dirigenziale e tecnico. Erano presenti il sindaco di Agrigento Franco Miccichè, l'assessore allo sport Gerlando Piparo, l'onorevole Calogero Pisano, il senatore Benedetto Dragna, il presidente onorario della LND Santino Lopresti, il coordinatore regionale del settore scolastico Stefano Valenti, il presidente della FIGC di Agrigento Angelo Cremona. Ed ora spazio alle interviste con i diretti protagonisti. A questa presentazione dell'Akragas anche lei ha voluto assistere? Sì, certo che era una cosa giusta assistere alla presentazione per dare forza e sostegno alla squadra di calcio della città di Agrigento, la città dei giganti. Io da tifoso agrigentino sono qua per dargli il massimo sostegno a 360 gradi e sono veramente contento di come il presidente Deni sta portando avanti la gestione della squadra che a quanto pare ora vedremo i nomi, ha fatto una rosa di tutto livello. Marimoto che impulso può dare alla squadra? Marimoto parliamo di un campione di Serie A che ha calcato veramente il stadio di Serie A, quindi oggi vederlo qua ad Agrigento è non solo secondo me un impulso sportivo ma anche economico, perché rappresenta una parte orientale del mondo dove naturalmente si spostano anche interessi economici, quindi spero che Agrigento abbia non solo un beneficio sportivo ma anche un beneficio economico. Oggi alla presentazione della nuova squadra dell'Akragas, ecco, quale sarà anche il supporto che il Comune darà? Era doveroso che stasera anch'io fossi qua, la presentazione dell'Akragas con i nuovi atleti, mi auguro che quest'anno anche appunto, il campionato sarà agevole per noi, la squadra sembra sulla carta abbastanza forte, speriamo che poi lo dimostrino sul campo. Il Comune darà un grandissimo supporto, abbiamo dei progetti cantierabili che spero di poterli realizzare proprio entro il 2023, il supporto sarà massimo, non solo un supporto come tifo, ma come ben sapete anch'io ho acquistato come sindaco personalmente i 40 abbonamenti che daremo ai ragazzi della curva sud e poi per il resto che dire, forza Akragas. Ma queste benedette luci del campo arriveranno o no? Intendevo proprio questo quando ho parlato di cantieri, cioè meglio di progetti cantierabili. Naturalmente poi ne parleremo in maniera più dettagliata anche con l'assessore allo sport che è Gerlando Piparo, che sta lavorando in maniera incessante proprio per raggiungere questo obiettivo. I rapporti con Deni? Nessun problema, io mantengo ottimi rapporti con tutti, io devo curare la mia città, quindi non penso di poter avere rapporti ostili con qualcuno dei miei concittadini. Presidente, oggi qui alla presentazione della nuova squadra dell'Akragas, una squadra che può andare avanti. Sì, la squadra dell'Akragas, la dirigenza l'anno scorso ha dimostrato di essere compatta e di avere un progetto credibile. Io questo me lo auguro non solo da dirigente della Lega Nazionale Dilettante, ma me lo auguro anche da agrigentino. Sandro Morgana non sarà presente, mi pregavo di portare i saluti. Il comitato regionale è vicino tutte le squadre siciliane e anche
anche alle squadre di Serie D che voi sapete non sono di competenza del comitato regionale. Io mi auguro, come dicevo, che si possa proseguire, ci sono tutti i presupposti, ho visto che sono state una serie di innesti anche a livello di direttori dei vari settori, di calciatori, e quindi il mio augurio è questo, che anche per l'anno prossimo si possa fare, diciamo, un buon campionato e nel giro di qualche anno ritornare in quelle categorie che Agrigento, diciamo, non solo aspetta ma che Agrigento merita. In provincia qual è la situazione del calcio? In provincia sono state confermate le iscrizioni, diciamo, in eccellenza, stiamo concludendo quelle di prima categoria, anche questo sembra che vada tutto bene. A livello regionale, da quello che abbiamo dall'inizio, che diciamo, essendo partiti con i campionati diciamo, a livello regionale, quindi l'eccellenza, la promozione, la Serie C1 di calcio a 5, per quello che abbiamo visto finora noi prevediamo che tutto sia confermato, anzi che vi possa essere a livello di terza categoria e di Serie D di calcio a 5 un incremento, e questo è importante perché vuol dire che la base incomincia, come dire, si rafforza ulteriormente. Questo grazie ad un lavoro di tutto il comitato regionale, del presidente Morgana, di tutti i collaboratori, di tutti i delegati provinciali, quindi di tutta la struttura del comitato regionale che dopo la pandemia ha ripreso a funzionare e a funzionare bene. Mister Deni, allora siamo arrivati al momento importante, si presenta oggi la squadra alla città, ai tifosi che vogliono sapere quali obiettivi avrà questa squadra. Ma diciamo che nel mio immaginario l'Agragas è un brand e io voglio lavorare sul brand, per cui l'Agragas non sarà solamente calcio ma sarà tutto un insieme. Per esempio noi stiamo facendo degli accordi commerciali, diciamo così, facendo diventare grande il brand dell'Agragas, che possa permettere ai prodotti tipici della nostra provincia di essere proiettati nei mercati importanti. L'Agragas dovrà essere pure sociale, dove noi abbiamo fatto un accordo con i volontari di strada per poter dare una mano d'aiuto ai meno fortunati. L'Agragas sarà integrazione, tant'è che abbiamo fatto anche là degli accordi con delle cooperative che ci daranno la possibilità di portarci dei giovani che vengono dall'Africa per farci vivere un sogno. Ecco, l'Agragas sarà tutto questo. La scuola ci servirà come frontman per poter attrarre tutta una serie di interessi. Morimoto è venuto, cosa si ci aspetta da questo leader? Morimoto è venuto come calciatore, è un calciatore importante e credo che darà un valore aggiunto a quest'Agragas. Benedetto Dragna, presidente onorario della squadra, oggi si presenta la squadra con tante ambizioni, anche lei ha dato il suo attivo e fattivo supporto affinché la squadra unita può affrontare questo nuovo traguardo. Io devo dire che le parole del presidente Deni hanno segnato un traguardo e una ripartenza. L'ambizione è tanta, i giocatori sono giocatori che sanno il loro mestiere, sono ragazzi in gamba, la dirigenza è un'ottima dirigenza e credo che ci siano tutte le premesse. Ci vuole anche un po' di attenzione da parte di chi può dare quel salto di qualità in più rispetto alle cose da fare. Noi ci contiamo molto, i tifosi sono grandi tifosi, i giganti restano giganti, aspettiamoci veramente che arrivi quel traguardo che tutti quanti noi sogniamo e che non voglio dire. Con l'allenatore dell'Agragas la squadra è stata presentata, ora qui il saluto alla curva, un momento importante, ecco, qualcosa su questo momento? Questo credo che sia il momento più bello della giornata, perché siamo di fronte ai tifosi della curva sud, quindi sono i tifosi più veri, credo, non perché quelli della tribuna non lo siano, ma più veri perché sono quelli che probabilmente sono un po' più sanguigni, quindi siamo felicissimi di essere qui sotto la loro curva adesso ad ascoltare quello che ci stanno dicendo, è veramente una bella emozione. Con quale spirito ha intrapreso questa guida dell'Agragas? Lo spirito è quello battagliero, perché io alleno l'Agragas, non alleno una squadra qualunque, quindi noi dobbiamo cercare di giocare tutte le partite nella speranza di fare sempre il risultato. Abbiamo un obiettivo ben chiaro che è quello di portare l'Agragas alla salvezza il prima possibile e poi vediamo cos'altro possiamo raggiungere, quale altro obiettivo possiamo raggiungere. Domenica l'esordio con questo preliminare in Coppa Italia con la Nuova Egea.
domenica è un esordio in Coppa Italia contro una squadra molto importante, molto tosta, la conosco benissimo, non sarà assolutamente facile, però di fronte loro avranno l'Agragas, per cui anche loro avranno sicuramente tanti pensieri in questo momento in testa. Morimoto che a valore aggiunto potrà dare alla squadra? Nel momento in cui avrà preso la condizione atletica e sarà al 100% della condizione, Morimoto sarà un giocatore che ci farà fare sicuramente il salto di qualità. Cosa ne pensa di questa presentazione, di questa accoglienza che i tifosi ultra hanno fatto alla squadra e in generale con quale spirito ha deciso di affrontare questo campionato di Serie D? Innanzitutto li ringraziamo, sono stati veramente eroici e stratosferici e come hanno detto loro studieremo la maglia per loro e per chi come loro non potrà seguire le nostre partite. Per quello che riguarda l'esperienza, chi è che non vorrebbe essere al mio posto in questo momento alla Agrigento? Che obiettivi vi prefiggete? Gli obiettivi sono quelli di blindare la categoria, fare un campionato dignitoso e umile nelle nostre potenzialità, far sì che la città di Agrigento sia fiera di noi e poi che ben venga forza Agragas. Battuta a mister Colucci, il portabandiera della squadra. Sì, intanto devo ringraziare la società che per il terzo anno consecutivo mi ha riconfermato con questo bellissimo incarico, spero di rappresentare questa città, questi colori come ho sempre fatto ai tifosi in giro per il mondo. Niente, c'è un ottimo programma, ho visto che la società si è mossa bene con gli acquisti, speriamo bene, adesso attendiamo le partite ufficiali, per quelle sono le partite che daranno il responso, ma sono molto fiducioso. Non potevamo chiudere questa serata con l'intervista al dottore Callari. È una grande festa, siamo veramente tutti emozionati per questa terza stagione. Nelle due precedenti abbiamo fatto bene, ci siamo un po' scoraggiati quando abbiamo perso la finale dei playoff, abbiamo rilanciato, abbiamo vinto il campionato e adesso è il momento e l'anno giusto per divertirci. Domenica l'esordio. L'esordio nostro e spero che ci sia un grande esordio di pubblico. Vogliamo tutti gli agrigentini che prima vedevano i risultati dell'Agragas dal salotto della propria casa, adesso li vogliamo qui a soffrire e a tifare tutti insieme. Linea alla regia per la pubblicità. E intanto domani ci sarà l'esordio ufficiale del Seneto contro la nuova GA, valida per i preliminari di Coppa Italia. Sentiamo Carmelo Lentini che ci offre anche una panoramica del mondo sportivo agrigentino. Intanto questa domenica parte ufficialmente la stagione agonistica, con la disputa della Coppa Italia di Serie D allo Stadio Seneto. Infatti si gioca il preliminare tra Agragas e 9GA Virtus. Chi vince, ricordiamo, accede al primo turno contro la vincente di Siracusa-Ragusa, in programma il prossimo 3 settembre. La gara con la 9GA è stata affidata ad una terna interamente marsalese. Si tratta dell'arbitro Alessandro Angelo con assistenti Alessandro Rallo e Giuseppe Corona, tutti della sezione di Marsala. Parte anche la corsa alla vittoria della Coppa Italia regionale Memorial Gianfranco Provenzano, dedicato alle squadre del campionato di eccellenza, che come si sa ammette la squadra vincitrice alla fase nazionale per la conquista non solo del trofeo, ma anche della promozione in Serie D.
Queste le gare che vedranno impegnate le squadre agrigentine. Pro Favara-Nissa, un vero big match che purtroppo dovrà giocarsi a porte chiuse allo stadio Collura di Porto Empedocle. Poi ci sarà Folgore-Castelvetrano che si scontrerà con l'Unitas Sciacca. Gli altri accoppiamenti del girone A sono Atletico Cuspalermo Castellammare che si gioca in anticipo questo sabato a Terrasini, poi c'è Casteltaccia Aspra, Misilmeri Marineo, Fulgatoria Accademia Trapani che si gioca a partire dalle ore 18, Geraci Super Giovane Castelbuono, Mazzara 46 contro Mazzara. Infine ricordiamo che giovedì prossimo 31 agosto alle ore 11 presso la sede del Comitato Regionale Sicilia LND di Ficarazzi avrà luogo la conferenza stampa di presentazione dei campionati di eccellenza, promozione di calcio a 11, nonché quelle della Serie C1 di calcio a 5. Ci siamo, domani inizia la stagione ufficiale, turno di Coppa Italia. L'Agragas sfiderà in casa la nuova Egea Virtus. Che gara ti aspetti, mister? Ma come ho detto già nei giorni scorsi, conosco bene l'avversario, conosco il loro allenatore, per cui so che sarà una partita sotto il profilo agonistico, una partita intensa, una partita tosta. Sono avversari che corrono per 95 minuti, lottano, quindi sicuramente è una partita difficile, però sicuramente loro avranno anche di fronte degli avversari che hanno voglia di fare bene e di fare risultato. Come l'avete preparata questa partita? L'abbiamo preparata bene, benissimo, devo dire che oggi è stato l'ultimo allenamento ed è stato fatto con grande intensità da parte dei ragazzi, con grande applicazione, per cui non ho di questi timori, la preparazione della partita è stata fatta bene. L'Igea che avversario è? L'Igea è un avversario che gioca su pochi principi di gioco, però che sono dei principi ormai saldi per loro, perché dall'anno scorso il loro mister ha costruito un certo tipo di mentalità, ha costruito un certo tipo di gioco e sta continuando su quella falsariga, per cui devo dire che l'Igea è un avversario per tutti, non solo per noi, sarà un avversario tosto. Che Agragas vuoi vedere domani in campo? Ma io voglio vedere un Agragas che cresce e continua a crescere in maniera graduale, perché io cerco la crescita, ma la cerco in maniera graduale. Una crescita troppo veloce mi farebbe davvero paura, per cui io domani mi aspetto di vedere un Agragas migliorato ancora di più in certi aspetti. Le tue sensazioni, le tue emozioni in vista di questo debutto in stagione in Serie D? Sono tantissime, sono di diverso tipo, sono sicuramente pieno di emozione, perché appunto domani è la prima e poi comunque anche tanta tensione perché si comincia. Direttore Giuseppe Cammarata, finalmente si gioca con un obiettivo importante, il passaggio al turno successivo di Coppa Italia. Sì. Le vostre aspettative quali sono? Ma finalmente si gioca, domani c'è la prima ufficiale, come dicevo ieri si gioca per i 3 punti, è un preliminare di Coppa alla quale noi teniamo tantissimo perché vogliamo andare avanti anche in Coppa. E io seguo giornalmente gli allenamenti, sto con la squadra, i ragazzi sono carichi, stanno lavorando con serietà e ci auguriamo che domani diano una bella soddisfazione al nostro pubblico. La società che importanza darà questa Coppa Italia? Ma come ti dicevo, la giusta importanza, e noi giocheremo per passare il turno. Poi è normale che stiamo andando ad affrontare un avversario importante, come saranno tutti importanti gli avversari che incontreremo in Serie D. Non ci aspettiamo in Serie D squadre cuscinetto, tutte le gare saranno gare aperte e gare dove ci sarà da soffrire e gettare il cuore oltre l'ostacolo. Mercato chiuso oppure farete ancora qualche operazione? Ma il mercato si chiude il 15 settembre, perciò è aperto anche per noi. Siamo sempre vigili e al momento stiamo bene così. Mister, il tuo appello ai tifosi bianco-azzurri? Lo stesso che ho fatto ieri durante la presentazione. Io credo che l'Agragas, rispetto a tantissimi altri posti, a tantissime altre piazze, ha la possibilità di avere una marcia in più, che è proprio la gente, no? Quindi ci aspettiamo domani un grande supporto da parte dei tifosi della città di Agrigento, perché
giocare con i tifosi sicuramente fa aumentare la velocità delle gambe dei giocatori. Questo, per chi ha giocato a calcio come me, sa cosa significa. Direttore Cammarata, un'ultima domanda, l'organico dell'Agragas di che livello è? Ma è un organico di buon livello, è un organico da Agragas. Come dico sempre, siamo tutti ben consci che noi rappresentiamo una delle società più gloriose, una delle piazze più gloriose del panorama calcistico siciliano, perciò gli stimoli vengono da sé. Noi vogliamo una squadra che al di là del risultato deve sempre sudare la maglia per questi splendidi tifosi che abbiamo, perché noi rispetto ad altre piazze saremo agevolati perché abbiamo il cosiddetto 12° uomo in campo. Io conosco bene la piazza di Agrigento e quando vuole l'Esseneto fa vincere anche le partite. E intanto, sempre ieri, il collega Carmelo Lentini ha intervistato Vincenzo Granata, ex giocatore dell'Agragas, presente allo stadio Esseneto in occasione della presentazione della squadra. Alla presentazione della squadra biancazzurra era presente anche una vecchia gloria del calcio acragantino del passato, di passaggio ad Agrigento, dove ha incontrato un suo vecchio compagno di squadra, l'agrigentino Totò Patti. Si tratta del forte centrocampista Vincenzo Granata, che allora proveniva dal Napoli. Noi ne abbiamo approfittato e lo abbiamo intervistato. Una gradita sorpresa a quello stadio Esseneto di Agrigento. Chi non ricorda Vincenzino Granata, un giocatore dai piedi buoni, dei lunghi lanci, che aveva sì il baricentro basso, però aveva le idee abbastanza chiare. Vincenzo, come mai qua ad Agrigento? Sono venuto ad Agrigento perché con il mio amico Patti ci sono venuto anche 2 o 3 anni fa. Mancavo da tanti anni, prima di 3 anni fa, e sono venuto, e il pensiero anche di venire al campo, di vedere il campo, perché noi eravamo in terra battuta, oggi c'è uno stadio molto diverso e sono rimasto molto affezionato a questa maglietta, pure perché ho trascorso 2 anni bellissimi. Primo anno con Caramanno venivo in prestito dal Napoli, feci 8 gol quell'anno là da centrocampista, andavo benissimo e mi trattarono pure i tifosi in un modo eccezionale. Dopo Napoli cosa ha fatto Granata? Dopo il Napoli, dopo di qua, dopo l'Agrigento, sono ritornato a Napoli, ho fatto 2 o 3 campionati, un interregionale a Arzano e 2 con squadre a Pozzuoli. Poi in queste squadre anche a Formia ho vinto campionati e portato queste squadre in interregionale. E quindi sono stato felice perché anche in questo periodo le cose sono andate abbastanza bene. Appese le scarpe al chiodo, come si suol dire in gergo? 70 anni e adesso compiuto, li faccio il 1° settembre, quindi le metto al chiodo, anche se continuo ad andare sempre sui campi e ci andrò sempre, perché purtroppo all'età di 14 anni sono stato a Coverciano, vinsi una medaglia d'oro, ho avuto il piacere col Napoli di stare in panchina, col Milan, con la Lazio. Diciamo, sempre vissuto nel calcio e penso che finché avrò i piedi che mi porteranno su un campo di calcio ci andrò sempre volentieri. E questo è tutto per TV Notizie di oggi, vi diamo appuntamento alla prossima edizione e vi auguriamo un buon fine settimana.